Amiche e amici, bentrovati a Bresa Belesa. Voi sapete che la città di Brescia è gemellata con altre città sparse per il mondo. Una di queste è Logrogno. Ma dove si trova Logrogno? Città gemellata con Brescia. È in Spagna, è in Finlandia oppure in Portogallo? E la Stio in dialetto bresciano, che cos'è? È la madrina? È la stufa a legna o è la cucina? E attenzione, come viene anche chiamata la Torre del Popolo di Palazzo Broletto? Torre del Pegol, Torre del Dom oppure Torre del Galitì? Molti di voi lo sanno, speriamo che anche i bresciani che tra poco andiamo a intervistare facciano bella figura. Restate con noi qui su Teletutto, grazie. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Allora, un giovanotto, perché è un giovanotto, come ti chiami? Marco, Marco, e vabbè, non si può dire anche l'età, tanto non sei donna, quindi. 33, 33, ragazzino, altro che giovanotto. E di che ti occupi? sono impiegato nella comunicazione. Benissimo, senti Marco, e conosci la città, sei di Brescia tu? Sì. Ci ho anche studiato. Quindi allora sicuramente te la cavi bene con il nostro quiz. Vediamo. Allora attento, si parla di Logrogno. In che nazione si trova Logrogno, che è la città gemellata con Brescia? Si trova in Spagna, in Finlandia o in Portogallo? In Spagna. Questo la Spagna la conosce, tutta l'hai girata la Spagna. Facile, la Spagna era facile però. Che fa in Spagna? Che fai in Spagna? Però Logrogno non è vicino al mare, quindi non ci sono stato. Spagna? L'hai visitata? No. Finlandia? Guardate che bella ragazza, non chiederemo mai l'età, ma sappiamo che sei maggiorenne, vero? E come ti chiami? Anna? Anna, di che ti occupi tu, Anna? Studio Studi? Fai credere di studiare? lingue. Studi lingue, va bene? Sì, va bene. Sì, qual è la lingua più... Quante sono? 3, 4? Quante ne che sono? Inglese, tedesco, spagnolo. Te la cavi benissimo con tutte e tre. Più o meno. Vabbè, ci proviamo allora. No, non so che ci prova a fare, io sono soltanto il dialetto, un pochetto il dialetto, quindi figurati. Attenzione, il dialetto però lo conosco un pochino, perché lo stiamo imparando in queste puntate. Stio, tu lo conosci il dialetto? Lo stio, che cos'è lo stio? È la madrina, la stufa a legna o la cucina? La stufa? Sì, tu ce l'hai la stio in casa? No. La stufa a legna. Brava. Della stua a legna, la stufa a legna. La conosci, ce l'hai in casa, l'hai avuta? Ce l'ho in casa. Una bellissima ragazza, come ti chiami? Beatrice. Beatrice, che fai tu di bello, Beatrice? Studio scienze pedagogiche all'Università di Bergamo. A Bergamo stai. Beatrice, grazie per aver partecipato con noi, alla prossima. Allora Beatrice, partiamo con le domande. Tu un pochetto la nostra città la conosci? Sì. Allora, come si chiama la Torre del Popolo? Ha un altro nome, diciamo così, popolare, la Torre del Popolo di Palazzo Broletto. Torre del Pegol, Torre del Domo, Torre del Galitì? Quali sono le tre opzioni? Pegol, Dom o Galitì? Dom. Pegol. Questo è difficile. Sarà la Torre del Dom? Allora, le risposte di questa puntata: Logrogno, città gemellata con Brescia, è una città spagnola. La Stio, la stufa a legna, quanti di noi magari l'hanno avuta in casa. E la Torre del Popolo di Palazzo Broletto è anche chiamata Torre del Pegol, come non vederla quando si è in piazza Paolo VI. Bene, grazie per la vostra compagnia, ci diamo appuntamento alla prossima, restate qui su Teletutto, ciao!